Salve e ben ritornati oggi ancora una volta in compagnia di Romano, eccolo qua. Al fresco oggi, siamo al fresco. Eccolo qua Romano. Oltre a Romano c'è anche Luca. Luca che ci scappa. E oggi cerchiamo di fare un video più serio dove sono venuto tante volte qua. Ci troviamo a Valdagno, sì, vicino alla contrada Urbani, e andiamo ad esplorare la grotta delle Anguane, che si racconta di una leggenda, però questa leggenda è stata trovata una storia scritta negli archivi di Vicenza, che adesso vi racconto. Praticamente su questo documento trovato da un signore mentre faceva degli studi, trova scritto che proprio qui, esattamente nell'ottobre del 1516, si udirono dei forti rumori, grida che provenivano dal bosco, esattamente da questa grotta dove stiamo andando a vedere. 5 ragazzetti della contrada decisero di andare a vedere cosa stesse accadendo. E praticamente questi ragazzi affrontarono con la paura questa entrata alla grotta, dove usciva della nebbiolina umida e un ruscello interno con acque gelide, e un signore di 94 anni, un certo Lucio Magrin, da quanto è scritto in questo documento, fu testimone di aver visto questi ragazzi. Il giorno dopo fu denunciata la scomparsa, o alcuni giorni dopo, insomma, incolparono questo anziano signore e le guardie della gendarmeria lo mise in prigione, incolpato di aver anche ucciso questi ragazzetti e poi seppelliti nel bosco. Scusate, ma è tutta una rivoluzione qua. Cosa successe? Che dopo un paio di mesi questi ragazzetti compaiono da questo ruscello che vediamo qui, eccolo qua. Un vaccaro che era qui vicino, fuori col bestiame, alle 6 del mattino, vise questi porchi unti e fu chiesto cosa fu successo, e questi raccontarono che erano andati in un mondo fantastico, ma non si ricordavano tanto, però catturati da bellissime donne, le famose Anguane. Qui resta un po' il mistero, sono sempre leggende, però questo documento esiste, quindi qualcosa potrebbe essere successo. Adesso noi andiamo all'interno di questa grotta, che ormai ci siamo, e vediamo se troviamo qualche Anguana. Sono pronti per entrare alla grotta. Romano, spiegaci qualcosa di questa grotta. Cosa vuoi che ti spieghi? Conosciamo ben tutti quanti questa grotta. È una grotta molto affascinante, perché al suo interno ha un bel percorso d'acqua
è quello che fa la differenza tra le nostre grotte. Acqua, senza acqua fa la differenza. Troveremo delle belle concrezioni, troveremo anche un laghetto terminale, e comunque non sto qui a spiegare un po' tutto. L'operatore è mister Giuliano Benetti che con la sua esperienza saprà, come ogni volta, sa valorizzare questi ambienti ipogei, che ne vale veramente la pena esplorarli, ritornarci magari in compagnia, in bella compagnia, o no Luca? Ah sì, proprio. E rispettarli. E rispettarli soprattutto. Non ci resta che andare all'avventura. Seguiteci. Ecco qua, si incontra già l'acqua. Acqua gelida. Questo primo tratto che stiamo affrontando è molto basso, quindi io che sono un po' più alto devo un po' accucciarmi e fare un po' di fatica, e casomai qui sotto vi metto una cartina in 3D così vi faccio vedere man mano che proseguiamo dove siamo. In una piccola saletta e sembra che si alzi, giusto? Però noi seguiamo sempre la fonte dell'acqua, questa risorgiva purissima che sgorga tra le nostre colline. Praticamente il torrente Gazzaro nasce all'interno di questa grotta. E poi sicuramente ci sono altre risorgive all'interno della collina del monte, diciamo, che Si uniscono. e vanno a sfociare in quello che ha detto Giuliano. Adesso non piove da qualche mese e qui dentro c'è sempre acqua. C'è sempre acqua. Guardate come scorre acqua. Delle bellissime concreazioni che vengono nominate nel gergo geologico, che lo scorrimento delle gocce dell'acqua ha creato queste vene di calcare. Si prosegue molto a zig-zag adesso, con pareti chiarissime, anche buttano sul gellognolo, ma le nostre torce danno una illuminazione particolare a questa grotta. Ormai dovremmo essere vicino alla cascata, perché qui dentro c'è proprio una cascata da scavalcare, bisogna tenersi ai lati delle pareti e andare su. Adesso vi facciamo vedere. Guardate che bella cascatina che abbiamo all'interno di questa meravigliosa grotta. Puoi vedere proprio quest'acqua che zampiglia in questa maniera qua, è incredibile, ragazzi. Cioè, ne scorre tantissima. Pensate se non avessimo
Queste risorgive, ragazzi, sono queste risorgive. Com'è? Buona? Pesante. Fresca, pura. Guardate questa roccia com'è livigata. Tutto dall'acqua per millenni. A questo punto proviamo a prendere un'altra deviazione, un ramo che si sviluppa sopra, che io non sono mai stato, però mi dicono che è spettacolare, quindi bisogna andare a vedere. Guardate cosa c'è qui sotto. Romano, attraversa il pianeta lunare. Un lungo passaggio. No, che bello come studente. A questo punto, Giuliano, dove ci troviamo? Abbiamo attraversato il lungo tunnel e in fondo c'è questa bellissima marmitta riempita di sassi neri, sassi di basalto nero, che sembra quasi una vasca idromassaggio, c'è sempre acqua che scorre, c'è una cosa tutta naturale.
C'è da dire che questa grotta è veramente fantastica e bisogna essere qui. Siamo giunti al termine. Qui prosegue un grosso sifone dove parte quest'acqua, no Romano? Esatto, qua diciamo che siamo a livello subspeleologico, che sì, ci si può entrare solamente Con le con le bombole. bombole. È un altro fatto. In un'altra vita faremo questo. No, io- Adesso noi ci fermiamo qua. Facciamo ritorno verso l'uscita. Romano è salito qua sopra le nostre teste, non si sa dove è andato, ecco là, si vede quel buco là, fa un altro giro, speriamo di rincontrarlo, o se no verrà catturato dalle anguane e noi lo lasciamo qua. Umidità al Tanta. 70%. Sì, perché siamo umidi, per quello. Luca, eccolo qua, Sento di caldo. ci manca il fiato perché si stava meglio dentro. Prima aveva anche iniziato a piovere, ma ora è peggio. La nostra avventura è giunta al termine. Le nostre somme le abbiamo tirate, quindi anguane. Qualcosa abbiamo sentito, però non l'abbiamo visto. No. Per quanto riguarda la storia che vi ha citato Giuliano, è tutto un punto interrogativo. Vediamo un attimo, magari sulle prossime uscite cosa. Proviamo a catturare Esatto, con la rete con magari. qualche trappola. Con le trappole. Insomma, dai, a presto, ciao! Ciao ciao.